un'opportunità importante per accendere i riflettori in modo specifico su quelle che sono le esigenze dei comuni montani, che insieme ai comuni del Veneto condividono una serie di difficoltà, ma qui ci sono delle esigenze particolari. È giusto confrontarsi con coloro che la montagna la vivono, ma soprattutto con coloro, i sindaci, che stanno costruendo un futuro per questi territori. Noi come ANCI Veneto vogliamo essere al loro fianco e portare le loro istanze sul tavolo della Regione, sul tavolo dei ministeri, perché sono territori straordinari che vanno valorizzati, che vanno accompagnati in un percorso di crescita, innanzitutto conoscendo quelle che sono le caratteristiche, le criticità, ma soprattutto le opportunità. Inoltre, attraverso la Summer School, ANCI vuole aiutare i giovani nel percorso di formazione e contribuire loro a capire e formare il processo per sostenere i servizi di questi territori così importanti. È fondamentale mettere nero su bianco quelle che sono le riflessioni e le proposte, e quindi con questo documento ci faremo sentire e porteremo il nostro contributo al tavolo della Regione, al tavolo ministeriale e anche in Unione Europea, perché le esigenze che oggi sono state riscontrate sono esigenze che partono dal confronto con i cittadini. Sicuramente le sfide da affrontare nel breve termine sono quelle legate anche alla nuova legge sulla montagna, quindi di DPCM, che ha riclassificato i territori montani. Chiaramente come Regione abbiamo lavorato in sede di conferenza Stato-Regioni, continuiamo a lavorare e ovviamente da parte della Regione il sostegno c'è, sia attraverso gli enti locali, la direzione enti locali, quindi anche con il piano di riordino e quindi con le unioni montane e i fondi che sono appunto previsti per questo, ma anche poi nell'assegnazione anche futura riguardanti i fondi FOSMIT, quindi tutta la parte che riguarda la montagna. Dall'altro punto di vista la Regione ovviamente è operativa anche nelle altre deleghe, penso ad esempio per quanto mi riguarda le deleghe anche legate ai siti UNESCO, le Dolomiti sono un sito importantissimo, e poi anche con l'infrastruttura e con tutte le altre tematiche che Regione direttamente affronta o che affronta appunto in confronto anche con lo Stato. La collaborazione con i comuni c'è e ovviamente siamo sempre disponibili anche a condividere strategie e percorsi da fare assieme. Le sfide da affrontare per i comuni in generale, in particolare quelli piccoli, non solo quelli montani, sono veramente tante. Ovviamente in montagna ci sono delle peculiarità che sono caratteristiche delle nostre zone, quindi una grande e accentuata propensione allo spopolamento, che è fondamentalmente la battaglia più grossa che i comuni di montagna devono affrontare, perché perdere persone vuol dire perdere cura del territorio, perdere servizi, e quindi questa diciamo è la sfida vera per i comuni montani. Un momento importante in quanto il Veneto fa squadra, Regione, UNCEM e ANCI giocano assieme questa partita di valorizzazione del territorio montano. Noi sappiamo che nel Veneto la parte montana è una parte rilevante, importante, strategica per tutto il resto della regione. In questi anni abbiamo lavorato strettamente con la Regione sulla normativa. Il tessuto delle unioni montane che sono sorte dopo il passaggio delle comunità montane è un tessuto importante che permette ai piccoli comuni di mantenere l'autonomia come realtà municipale, ma poi di garantire ai propri cittadini servizi assolutamente in linea con quelli della pianura. Ebbene, le problematiche principali, come appunto è emerso in questa giornata, il dissesto idrogeologico, il spopolamento è l'altro tasto dolente appunto dei comuni montani. Abbiamo invitato a parlare l'assessore di Trento perché abbiamo partecipato ad altre riunioni dove erano presenti e hanno elencato, hanno trovato, insomma stanno portando avanti delle soluzioni che ci sembrano che possono essere calate nel nostro territorio benissimo. È per noi un grande orgoglio aver ospitato ANCI per quello che sono i temi della montagna. Finalmente la valenza, diciamo, di queste terre alte viene messa sui tavoli, perché effettivamente abbiamo delle criticità che devono essere così supportate per far sì che i comuni riescano a dare un servizio ai nostri cittadini e a rendere la montagna sempre più vivibile con quelli che sono poi i supporti che il cittadino si aspetta.